Zucca al forno mediterranea. Ingredienti per 4 persone. 600 g di zucca. 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Un rametto di rosmarino fresco. Uno spicchio d'aglio, facoltativo. Sale e pepe quanto basta. Un cucchiaino di origano secco, opzionale. Semi di zucca tostati o pinoli per guarnire. Preparare la zucca. Preriscalda il forno a 200 gradi. Lava la zucca, tagliala a metà e rimuovi i semi interni. Senza sbucciarla, taglia la zucca a fette di circa 1,5 cm di spessore. Condire la zucca. In una ciotola unisci l'olio extravergine di oliva, le foglie di rosmarino, l'aglio tritato, se gradito, sale e pepe. Mescola bene. Aggiungi la zucca e rigirala delicatamente per far aderire il condimento su tutte le fette. Disporre sulla teglia. Disponi le fette di zucca in un unico strato su una teglia rivestita con carta da forno. Cerca di non sovrapporle per garantire una cottura uniforme. Spolvera con l'origano secco, se ti piace. Cottura. Inforna la teglia e cuoci per circa 25-30 minuti o finché la zucca non risulti morbida e leggermente dorata ai bordi. A metà cottura puoi girare le fette per una doratura uniforme. Servire. Una volta cotta, sforna la zucca e lasciala intiepidire. Prima di servire, puoi aggiungere una manciata di semi di zucca tostati o di pinoli per dare croccantezza al piatto. Questa zucca al forno è perfetta come contorno, ma può anche essere servita come antipasto o insieme a un piatto di cereali integrali per un pasto completo in stile mediterraneo.